Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio il potere. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà dormono nella polvere della terra, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno ridotto molto alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Guardate e vedete quanto è buono il Signore, beato chi in lui ci rifugia. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduto
quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E se che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescono insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasce per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. E il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo. E i mietitori sono i suoi angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchie, ascolta. Parola del Signore. Io sono Don Rocco Soppa, il mio nome non mi dice niente perché non ho a che fare con cinque fronti, nemmeno il mio accento di questa zona. Però sono legato perché sono parroco di Rami e il mio predecessore è stato Don Agostino Zangari, quindi sono tutti parenti di Don Agostino Zangari, una figura che è stata per tantissimi anni là e protettore che è rappresentato allo stesso modo, e non è scontato questo, e lo capiremo
abbiamo ascoltato dalle letture il fondamento biblico degli angeli. Nella prima lettura Daniele ci ha parlato di Michele, il gran principe che vigila vi chiedo di dire vigilare, perché sia solo che gli angeli sono spirito purissimo. Noi abbiamo dei corpi. Don Rocco è così, Don Saverio è così, Don Pasquale è così, Maria è così, Pasquale, Luca, ognuno di noi abbiamo delle caratteristiche. Gli angeli sono dei messaggeri di Dio, eppure noi nel nostro piccolo possiamo essere messaggeri di Dio se portiamo messaggi buoni, come il Vangelo parlava della zizzania e del grano. Se portiamo messaggi buoni siamo messaggeri di Dio. Messaggi di divisione, di calunnia, oppure messaggi di egoismo, di separazione. Nella seconda lettura, il serpente antico, il diavolo, Satana, il divisore. Per questo nella vostra bellissima statua ci sono tutte queste rappresentazioni. C'è il serpente antico che ci ricorda la Genesi. Colui che divide, colui che separa, colui che dove c'è amore semina zizzania nelle famiglie, nei vicini, nelle comunità, che come ben vediamo alle sembianze di chi? Di una persona. Perché chi semina zizzania in famiglia ha un nome e un cognome, chi semina zizzania nelle comunità ha un nome e un cognome. Per questo l'autore ha rappresentato tutte e due, il serpente antico e poi quello che dice la Sacra Scrittura, colui che divide, colui che cerca di seminare zizzania dove c'è amore. Gli angeli, quindi vi ho detto, vigilano, gli angeli vivono al cospetto di Dio e sono messaggeri di Dio. Gli angeli, l'angelo Michele, vive e opera per la gloria di Dio. Noi tutto quello che facciamo, dobbiamo dire sempre, lo facciamo per la gloria di Dio, non per la gloria nostra. Speriamo che qui in comunità tutto viene fatto per la gloria di Dio, dato che io ho tante comunità, molte volte le liti succedono perché le cose vengono fatte per la gloria personale. Tutto deve essere fatto per la gloria di Dio. L'arcangelo Michele, sappiamo tutti che il nome Michele significa chi è come Dio. Voi in questo siete maestri. Ma questa affermazione, chi è come Dio, se noi riflettiamo, chi è come Dio, ci porta sia entusiasmo sia fiducia. Io vi pongo una domanda. Avete visto sicuramente tante statue di San Michele. San Michele è sempre con la spada in alto. Non credo mai avete visto
che con la spada infilza il demonio, perché non tocca a lui fare questo. A Michele tocca vigilare, vi ho detto, a Michele tocca tutelare, a Michele tocca collaborare. E queste vigilare, tutelare, collaborare, questi verbi valgono pure per tutti quanti noi. Noi dobbiamo vigilare sul bene, sull'amore, dobbiamo tutelare il bene e l'amore, dobbiamo collaborare per il bene e per l'amore. Noi vorremmo la spada, ma non per vigilare, tutelare e collaborare. Noi la vorremmo invece per uccidere. Non tocca a noi. Non è il nostro compito e non è nemmeno il compito di Michele. Michele ha il compito di difendere il primato di Dio. E questo è pure il nostro compito. Un'altra domanda che vi voglio porre. Voi ogni tanto parlate ai vostri figli e ai vostri nipoti degli angeli. Di tutti i cartoni animati possibili e immaginabili, delle ultime scarpe uscite, Michele ci parla di Dio, non del materiale. Ed è importante che anche noi dobbiamo parlare ai bambini e ai giovani degli angeli, dell'aiuto degli angeli, perché gli angeli ci aiutano realmente. Io non lo so quanti di voi avete fatto esperienza di questi verbi che vi ho detto: vigilare, tutelare, collaborare. Io ho fatto l'esperienza e ve la voglio raccontare, dato che il parroco mi ha detto di puntare solo su San Michele e sugli angeli. Io ero all'università perché ho studiato chimica farmaceutica prima di diventare prete. E un giorno si ferma, io cercavo passaggi per ritornare a casa, si ferma uno con la macchina e mi ha insospettito questo ragazzo per due cose. Ancora non era il periodo che si portavano i capelli lunghi, aveva una cascata di riccioli che gli arrivava, ma proprio una cascata. Io, come vedete, non ho una grande chioma, quindi sono un po' invidioso, tra virgolette, di quelli che... E nella sua macchina era tutto impostato all'indomani, sia la radio, quello con le manopole, sia il calendario che, quelli più grandi, vi ricordate, era attaccato sul cruscotto. Era tutto impostato all'indomani. Eppure le notizie parlavano dell'indomani. Ho detto io, che strano, questa macchina e questo soggetto. Il passaggio durava pochi secondi, dall'Annunziata a Messina, via Regina Elena, giù alla Caronte, quindi saranno 3-4 minuti. L'ho salutato, ho fatto questa riflessione e lui mi ha detto: domani non salire all'università. Dico: perché non dovrei salire? No, non salire, rimani a casa a studiare. L'ho salutato e basta, me ne sono andato. L'indomani io non sono salita all'università. E proprio si interrompono le notizie a mezzogiorno e là dove io cercavo il passaggio era successo un incidente terribile. Se vi ricordate, avevano sparato il rettore dell'università, parliamo di anni addietro, mentre era al semaforo, ed è andata a finire sulle persone, c'è stato incidenti, feriti e roba varia. Io, per me, quello là è stato un angelo. Non lo so se era un angelo vero e proprio o un'anima del purgatorio, ma qualcuno, un messaggero mandato da Dio a dirmi di stare a casa, di non
fare quello che facevo ogni giorno, che ripetevo ogni giorno. Quindi gli angeli non sono delle fantasie. Poi ne ho tanti racconti, ma ne ho scelto uno perché noi dobbiamo parlare pure della nostra esperienza personale, non soltanto naturalmente parlare delle cose che troviamo scritte, ma anche della nostra esperienza. Voi ai giovani, voi come genitori, voi come nonni, ma anche i catechisti, dobbiamo parlare della figura degli angeli, perché sono loro che ci proteggono. Non è la Befana, non è i cartoni animati, non sono i cartoni animati, non è Babbo Natale, ma sono loro, gli angeli. E allora, perché oggi festeggiate San Michele Arcangelo? Credo tutti voi lo sapete, che questa data, noi in questo momento siamo qui in questa chiesa, ma a Pompei sta succedendo qualcosa di molto bello. E Pompei è legata a San Michele Arcangelo. Io per curiosità sono andato a vedere, dico come mai si sovrappongono queste due, ci sono tanti giorni liberi, proprio il giorno 8, tutte e due, San Michele e la supplica della Madonna di Pompei. Sono andato a scavare e ho trovato il legame tra Pompei e San Michele, perché Bartolo Longo era di Brindisi. I pugliesi sono legatissimi a questa data, di questo 8 maggio del 490, e lui decise la costruzione del santuario di Pompei, la consacrazione, l'8 maggio. Per questo si sovrappongono le due date, proprio per il legame che lui aveva con San Michele. Questa dell'8 maggio del 490, come sapete, è stata la prima apparizione di San Michele sul Monte Gargano. Poi ci sono state altre apparizioni, tutte documentate. C'è stata quella del 12 settembre del 492, del 29 settembre del 493 e del 22 settembre del 1656. Ma la prima è quella più significativa, questa dell'8 maggio. E sapete che quella grotta non è stata mai consacrata, perché San Michele stesso ha detto al vescovo di allora, che l'aveva consacrata lui quella grotta, che era sua. E tutti voi siete andati a vedere quella grotta che naturalmente richiama tantissimi pellegrini. Anche nei viaggi che si fa a Padre Pio. E una caratteristica di Padre Pio è che Padre Pio invitava sempre ad passare da San Michele Arcangelo e a portare i suoi saluti. E lo dava pure come penitenza per la confessione. Come penitenza passa a salutare San Michele Arcangelo nella sua grotta. Quindi tante cose, tanti spunti che ci fanno ammirare la figura di San Michele. Questa figura che i vostri padri hanno scelto, ne siete sicuri? Io mi sono posto sempre questa domanda. Voi avete scelto San Michele o San Michele ha scelto voi? A Dinami io gli dicevo ai dinamesi, è la Madonna della Catena che ha scelto voi o voi avete scelto la Madonna della Catena? Secondo voi rispondete. L'avete scelto voi? No. Se fosse stata vostra la scelta, la devozione non sarebbe continuata. Sarebbe man mano sfumata e l'avreste sostituito con altri.
perché noi realmente, i miei professori dicevano che dentro di noi, dentro ogni cristiano, c'è un piccolo pagano. Noi facilmente sostituiamo le nostre divinità. Non ci conviene una, ne prendiamo un'altra. In questo siamo come i romani. È Lui che ha scelto voi, per questo la devozione rimane dopo tanti e tanti secoli. Non siete voi che avete scelto San Michele, sono loro che ci scelgono. Un'altra cosa che vi vorrei sottolineare: l'Arcangelo Michele, guardando questa bella statua, si vede che schiaccia il ventre del diavolo, che è raffigurato, come dicevamo prima, è una figura umana. Cosa simboleggia tutto ciò? Simboleggia naturalmente la vittoria del bene sul male. Il ventre cosa rappresenta? Coloro che vivono per il ventre, chi sono? Gli ingordi, gli avari, coloro che sono attaccati alle cose materiali. Il ventre rappresenta cosa? Tutto quello che è materiale. Rappresenta il cibo, il mangiare e il bere. E noi del sud siamo fissati con il mangiare e il bere. Io ho mia madre in ospedale da 3 giorni, come la chiamo, mi fa: "Ah, figlio mio, mangiaste?" Voi mi vedete deperito per caso? La mamma, la prima cosa, pure che in punto di morte, se hai mangiato. Siamo fissati con il cibo. Se noi ai bambini diciamo per un'ora di ritiro, in quello zaino c'è di tutto di più, tipo che stanno partendo per il deserto. Merendini, panini, acqua, bibite. San Michele ci sottolinea che al primo posto non dobbiamo mettere le cose materiali. Non di solo pane vive l'uomo, come dice quando abbiamo iniziato la Quaresima, le tentazioni, risponde Gesù al demonio: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola. San Michele in questa statua ci sta dicendo proprio questo. Non dobbiamo vivere solo per le cose materiali, per il mangiare e per il bere. C'è un primato, il primato di Dio, della parola di Dio. Dio deve essere messo sempre al primo posto. I peccati del ventre sono associati sempre alle cose materiali, ai peccati, quelli che noi chiamiamo i peccati di gola. E qualcuno in passato ha detto che tutti i peccati hanno come sorgente i peccati di gola. Per questo l'autore, un tempo, gli autori delle statue avevano studiato per bene la teologia, perché loro cercavano di incarnare, di rendere plastico, visibile, quello che era presente nella teologia, quello che era presente nella morale. E allora San Michele, vi dicevo, appare l'8 maggio del 490 in questa grotta e dice queste parole: io sono l'Arcangelo Michele e sono sempre alla presenza di Dio. La grotta a me sacra e io l'ho scelta. Dove si spalanca la roccia, là saranno cancellati i peccati dell'uomo. Queste parole, perché ve le ho lette adesso? Perché confermano quello che abbiamo detto. Ha scelto lui questa comunità. E questo è il luogo dove vengono perdonati i peccati. La Chiesa, qui trovate la confessione.
per vivere in pieno la festa di San Michele, uno si deve accostare ai sacramenti. Queste parole che lui ha detto al vescovo di Siponte, li dice a tutti quanti noi. Dice: io sono l'Arcangelo Michele e sono sempre alla presenza di Dio. Questa Chiesa a me sacra io l'ho scelta. E qui vengono cancellati i peccati. Vengono cancellati i peccati perché per ritrovare di nuovo l'alleanza con Dio. E allora l'Arcangelo Michele, che noi festeggiamo oggi, che è il vostro celeste patrono, a Dinami, gli dicevo al vostro parroco, dicono gli anziani, angelo di maggio e protettore di settembre, perché a maggio lo veneriamo come angelo, a settembre lo veneriamo come protettore. E allora questo celeste patrono che vi ha scelto guidi i vostri passi sulla via della saggezza, perché anche voi possiate dire, come indica il nome di San Michele, nessuno è come Dio. Lo ripetiamo insieme? Nessuno è come Dio. Di nuovo, nessuno è come Dio. Ma possiate anche difendere la dignità di ogni uomo e ogni donna fatte a immagine e somiglianza di Dio. Noi non dobbiamo difendere solo Dio, siamo chiamati a difendere il nostro prossimo, ogni uomo e ogni donna che ha immagine e somiglianza di Dio. Come fa San Michele, così dobbiamo fare noi. E allora, a conclusione di questa riflessione su San Michele, recito la preghiera, ma credo che la sapete pure voi, per concludere questa riflessione. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e le malvagità del demonio. Sii nostro aiuto e sostegno. Ti preghiamo supplichevoli che Dio lo tenga sotto il suo dominio e tu, principe delle milizie celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia dall'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo a rovina delle anime. Amen. San Michele Arcangelo prega per noi e per il mondo intero.
Fratelli carissimi, nel ricordo di San Michele Arcangelo che sconfisse l'antico avversario, presentiamo a Dio Padre la nostra umile preghiera. Diciamo insieme: ascolto Padre la nostra preghiera. Ascolto, Per la nostra comunità parrocchiale, l'intercessione del nostro protettore San Michele ci aiuti a crescere nella fede e nell'amore fraterno. Preghiamo. ascolto, Per tutte le nostre famiglie, in particolare per quelli che vivono momenti di divisione e di difficoltà. Dona, Signore, la tua pace e rendici attenti alle sofferenze di chi ci vive accanto. Preghiamo. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, aiutaci a crescere come comunità che sa ricordarsi dei fratelli più deboli e offre vicinanza e consolazione a chi vive nella solitudine. Preghiamo. Per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, perché siano partecipi del mistero pasquale del Cristo morto e risorto e incontrano il Signore della gloria nella gioiosa comunione dei santi. Preghiamo. Per la nostra comunità riunita oggi intorno alla mensa del Signore, perché con l'intercessione dell'Arcangelo Michele diventi luogo di accoglienza e condivisione. Preghiamo. Signore, Dio nostro, esaudisci la nostra preghiera e per l'intercessione dell'Arcangelo Michele, patrono nostro singolarissimo, custodisci il tuo popolo in cammino, affinché giunga davanti a te per godere l'eterno della tua beatitudine. Per Cristo nostro Signore.
gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a nome e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Voglio, Signore, l'offerta della tua Chiesa, fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto ai nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza del a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo ed il sangue
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele nostro patrono e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, che questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia,
segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Signore scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Con il pane del cielo ti preghiamo, Signore, perché rivigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ringrazio Don Rocco che ha voluto essere presente insieme con noi oggi, giorno festa del nostro patrono, e per le riflessioni che ci ha offerto. C'è un legame particolare tra Don Rocco e la nostra comunità. Primo perché, come avete sentito, la parrocchia di Dinami è anche la parrocchia intitolata a San Michele Arcangelo, e poi il legame è costituito dalla figura del nostro compaesano, il sacerdote Don Agostino Zangari di felice memoria. Loro sono venuti tante volte qua e noi siamo andati là. Nel nome di San Michele, di questo sacerdote santo, che tu hai conosciuto, che è il suo successore, che noi tutti abbiamo conosciuto, sacerdote di esempio per noi, che siamo sacerdoti, ma per tutto il popolo cristiano. Molti di voi lo hanno conosciuto, ci sono anche i parenti in mezzo a noi, quindi questo vincolo mi auguro che possa continuare nel tempo. Adesso concludiamo e facciamo subito la supplica, perché già siamo al di là del mezzogiorno. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita andate. Rendiamo.
posti Laura, o posti Laura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o augusta Regina delle Vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo tempio di Pompei, in questo giorno solenne, diffondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siete regina, volge, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Dio Madre, quanti pericoli dell'anima e del corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, ricorda per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono i nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il suo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere col nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei tuoi aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi gementi stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppure offendono il cuore amabile del tuo Figlio. Pietà oggi imploriamo per le nazioni troviane, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu
siedi coronata regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci perché vivi ingrati ed immeritevole della tua protezione, non sapremmo a che rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che teniamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera tra le mani. Oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Chiediamo la benedizione a Maria. Un'ultima grazia a noi ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo giorno solenissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici Maria in questo momento il sommo pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata regina delle vittorie, aggiungi ancora questo Madre, concedi il trionfo alla religione, la pace all'uomo. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti, e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci raccoglie a Dio, vincolo di amore che unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune non fragile. Noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai più porto nell'ora di agonia. A te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarai il nome tuo suave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, sia ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve Regina.
hai dato loro un pane disceso dal cielo. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, per il mirabile sacramento dell'Eucaristia, ci hai lasciato il memoriale nella tua Pasqua. Fai che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.